ovviamente Guido, perché sai che ci tengo tanto. Quando parliamo del Gocciano parliamo di un uomo che sicuramente sorride, perché aveva questo sorriso per tutti e con queste braccia allargava i suoni e della memoria accompagnava tutte le feste di Sardegna. Un ciao grande a Mondo Vercellino, sempre lo dobbiamo ricordare quest'uomo, e Guido ovviamente qua in piazza per suonare anche attraverso quello che lui gli ha insegnato. Quindi il gruppo folk di Bottida. Ballo Currende, Gocciano, Bottida, sono giovani. Mi diceva prima Marco, quando ho detto che cosa vuoi che si dica del vostro gruppo, lui mi ha detto che abbiamo sempre più difficoltà a garantire la tradizione, perché i nostri paesi si stanno pian piano spopolando, ci sono sempre meno giovani, però noi speriamo di resistere perché abbiamo voglia ancora di fare tradizione. Noi ve lo auguriamo davvero col cuore. Grazie ragazzi, davvero grazie. Bottida. E vedete